C'è chi parte e c'è chi resta. Dei 7 grandi a Venezia è rimasto soltanto Ronald Reagan, qui lo vediamo alla lettura della dichiarazione congiunta del summit svoltasi ieri all'isola di San Giorgio. Il presidente degli Stati Uniti è accompagnato dalla signora Nancy. Questo primo giorno del dopo summit la coppia d'oltreoceano l'ha trascorso tra ricevimenti, impegni ufficiali e visite più o meno informali alla città. Una città tornata ormai ai ritmi di vita soliti, partiti grandi, piazza San Marco riapre al grande pubblico dei turisti. Via le transennature, via le bandiere ad ogni angolo della città, ma soprattutto dai pennoni della Giorgio Cini. L'unica testimonianza che ricordi la presenza in zona del primo cittadino statunitense è una nave da guerra alla fonda di fronte a Riva degli Schiavoni. Ronald Reagan lascerà il nostro paese domani, soddisfatto e felice a quanto si dice, ma soprattutto, sempre a quanto si dice, duramente provato dallo stress di 3 giorni di summit scanditi senza pietà da un rigidissimo cerimoniale consumatosi in un clima da arrivano i nostri. E scoppiano a questo proposito le prime polemiche che riguardano soprattutto il massiccio spiegamento di forze americano. Troppi fastidi per la città, si è detto, ma soprattutto ancora guai per le strutture monumentali esposte 24 ore su 24 per 3 giorni di seguito alle vibrazioni causate dal passaggio continuo e a bassa quota degli elicotteri. Tentare un bilancio di questo evento è ancora presto. Domani sentiremo a questo proposito il sindaco della città, Laroni. Abbiamo dunque visto nel servizio della nostra redazione veneziana che cosa è stato il vertice per Venezia. Ora invece con il senatore Mario Ferrari Agradi, che è vicepresidente dell'UEO, parliamo di grandi temi. Che cosa si è detto in questo vertice? Che cosa ci si aspettava e che cosa è realmente avvenuto? I problemi della pace, anzitutto, degli armamenti. Io darei un giudizio molto obiettivo e sereno. Si è fatto un importante passo in avanti. Io credo di poter dire soprattutto per la pace e per il disarmo, che è il problema fondamentale della nostra Europa. Noi abbiamo una quantità di missili nucleari che fa paura. Si è trovato l'accordo. Dobbiamo andare avanti e eliminare l'armamento nucleare in Europa. Abbiamo chiarito, abbiamo superato varie difficoltà che ponevano i tedeschi o gli inglesi per differenti motivi, e qui c'è una dichiarazione di Schulz che è fondamentale. Mai come ora si è così vicino all'obiettivo di togliere l'armamento nucleare nel vecchio continente. Un accordo sui missili a questo punto molto molto probabile. Di che cosa non si è parlato in questo vertice? Alcune cose sono state chiaramente messe in luce, per esempio il rapporto fra le monete, l'impegno a evitare una caduta ulteriore del dollaro. Ed è evidente che tutti dovranno adottare delle misure. Un tema si è poco parlato, a mio giudizio, quello dei paesi sottosviluppati. Io ritengo questo tema molto importante, perché se vogliamo veramente una pace dobbiamo mettere tanti paesi oggi in condizioni di estrema miseria, in condizioni di poter migliorare il loro reddito e dare un loro contributo alla collaborazione internazionale. Un'ultima cosa, l'Italia fra i 7? Ma mi pare che l'Italia abbia dato un contributo molto serio e responsabile, e per quanto riguarda il disarmo, e per quanto riguarda la prudenza sulla proposta di mandare nostre navi nel Golfo Persico.